Il Giro d'Italia tornerà a colorare le colline trevigiane. La 18ª tappa dell'edizione 2026 si concluderà a Pieve di Soligo con l'arrivo fissato in via Giuseppe Generale Vaccari il 28 maggio. Una scelta che premia il legame storico tra il territorio e il grande ciclismo. Il sindaco Stefano Soldanna non nasconde la soddisfazione. Siamo carichi di emozioni, siamo carichi di idee, speriamo di offrire uno spettacolo che sia unico in Italia per partecipazione ma anche per amore nei confronti di questo nobile sport. Il percorso partirà da Fai della Paganella e una volta entrato in provincia di Treviso attraverserà i principali centri della zona collinare: Valdobbiadene, Combai, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Lago, Tarzo e Corbanese. Immancabile il passaggio sul celebre muro di Cadelpoggio verso il finale veloce che porterà i corridori fino al cuore di Pieve di Soligo. L'organizzazione locale sarà affidata a un comitato dedicato guidato da Albino Bertazzon, volto noto nello sport e già giudice di gara. Ho detto prima, bisogna tirare su le maniche e lavorare adesso. Adesso viene il bello, il lavoro e organizzare in maniera impeccabile questo evento. Unico pensiero, il meteo, l'unica vera incognita della giornata. Se è una giornata di pioggia quel giorno mi preoccupa. C'è una curva poco prima dell'arrivo, se piove diventa difficoltoso. Per il resto non abbiamo nessun problema. La città si prepara dunque a un evento che promette entusiasmo, turismo e un nuovo capitolo della storia ciclistica del territorio. Che tappa sarà? Ma una tappa secondo me spettacolare, sarà una lotta dalla partenza, sono convinto, fino alla piazza di Pieve di Soligo. Campione italiano Under 23 e Pievigino Doc è Alessandro Borgo, che dal prossimo anno approderà al professionismo con il sogno di tornare a Pieve di Soligo da protagonista al Giro d'Italia. Sì, avere un arrivo di tappa nel proprio paese è qualcosa di fenomenale. Se correrò o meno spero di essere presente all'arrivo e di godermi il boato del pubblico.